Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Bruno Ravazzolo, presidente del gruppo missionario San Giusto, con Don Vitai, direttore ufficio sviluppo Don Bosco, e Don Paul, vice ispettore, nonché Don Michele, parroco di Scalon, e Don Riano Mancin, vice sindaco di Portoviro, hanno presentato il progetto per la rinascita dei giovani in Sri Lanka. Facciamo un po' di domande a questi missionari che vengono da questo lontano paese, che in questo momento ha grossissime difficoltà economiche e non solo. In Sri Lanka la religione più importante non è la religione cristiana. Buddisti 70%, induisti 12%, musulmani 9% e cristiani l'8%. Come riuscite a condividere il vostro lavoro con questa sproporzione anche di percentuale rispetto a, per esempio, a buddisti e induisti? Cioè, riuscite a collaborare? Partiamo dal principio di Don Bosco, che siete giovani, basta. Quindi la religione o la etnicità non diventa un problema per noi, basta che sono i giovani e siamo lì e facciamo tutto quello che è possibile a dare un futuro migliore a loro. Non è una cosa molto difficile a noi a collaborare e lavorare insieme. Maggio 2022 il governo ha dichiarato default. Questo quanto crea problemi a voi missionari da una parte, e quanto è la situazione grave in questo momento? Lei parlava di un 110% di inflazione che è insostenibile per qualsiasi tipo di paese. Questo per noi è una sfida molto grande, perché sono i giovani che sono coinvolti per cambiare il governo, per sfidare il governo. Allora, tutto il paese soffre, l'educazione è ferma. Perché le scuole sono chiuse e poi le cose basiche importanti mancano, la medicina, il cibo, benzina. Queste sono le sfide che noi abbiamo. I salesiani, perché come sono giovani, sono coinvolti in le proteste contro il governo così, e abbiamo una responsabilità di educare e guidare, stare con i giovani. Questa è la realtà un po' così. Naturalmente, come dicono gli studiosi, per qualche mese dovremmo soffrire davvero, come si dice, faremo l'esperienza di fame fa poco, sì, così dicono gli studiosi. Il governo aveva chiesto aiuti dalla banca internazionale, così, speriamo che tutto vada bene, ma adesso c'è, come si dice, tanta speranza, perché il popolo, gli studiosi di buona volontà sono venuti fuori a risolvere la situazione, ma tutto è successo perché la cattiva politica, naturalmente, il management sbagliato di governare un paese. Questa è la situazione più o meno. Don Viraj, hai qualcosa da dire? Così I will translate if you have something to say about the situation of the country. So, Father Paul has already explained to you about the situation of the country now. Noi lavoriamo principalmente ai giovani più poveri e bisognosi nel paese. Anche le nostre opere sono, noi siamo presenti statisticamente nelle zone dove stanno i poveri. E poi questa situazione economica del paese, perché il paese che vive da turismo, poco agricoltura, e poi il paese non ha più dollari a comprare delle cose basiche. Anche per noi nelle scuole, noi abbiamo le scuole professionali, anche per comprare delle cose per fare le pratiche per i ragazzi è un po' difficile. Questo può creare tante difficoltà anche per noi, anche altre persone che lavorano per i giovani, lasciando i giovani non preparati per il futuro nel senso di lavoro. Questo può creare un problema grande, come loro sono il futuro del paese. C'è il pericolo, vediamo il pericolo, adesso viviamo il pericolo, che noi non riusciremo come noi vogliamo fare a causa di queste difficoltà economiche. Lo Sri Lanka fa parte ancora del Commonwealth britannico. Sì. Che rapporto avete con l'Inghilterra? La considerate madre, matrigna o cosa?
Interessante, abbiamo un passato molto... Eravamo sotto portoghesi e poi sotto olandesi, dopo inglesi e poi sì, naturalmente abbiamo ricevuto la indipendenza. Non è che noi abbiamo un legame, cerchiamo di vivere come un paese separato, indipendente. Naturalmente noi vediamo delle cose positive dai paesi più ricchi di Europa così, impariamo da loro, però sempre cerchiamo di vivere in un paese indipendente. Ecco.